Buon dia a tutti dal notiziario per Forlán di Telemare. Voi avete con noi un altro ospite, un preseato ospite, che è Sandri Carrozzo, che è un filoli, che è il presidente da Serling, che è una cooperativa di servizi linguistici, traduzione e software, che Sandri Carrozzo fa il pendolare fra Friul e Catalogna, no? È vero? Sì, pendolare di lunghe distanze. Ecco, allora lui viene chiamato così per favelanus di plurilinguesi, stante che Friuli e Catalogna hanno una situazione linguistica particolare, no? È vero? Sì, a Sontiaris, non so me particolare perché non si usa a pensare, in realtà quasi tutto il mondo è plurilinguistico. Dal sicuro che non altri sono un plurilinguismo più evidente, perché ho lingue ben stabilite di più tempo in un territorio che vivono insieme e si ricercano strade per vivere insieme. Sì, ad il ver il plurilinguese dal Friuli è tanto più sordi che il catalano. Sì, in Catalogna in sostanza sono quasi come dos lenghis storicis. E una piccola parte del territorio ha una terza lingua che è l'Occitano, in tutte varietà locali, in tutte vallate, no? Robe piccole tipo Valdiresi e Friuli o così, dove che sono praticamente manco di 10.000 persone che favelano in queste varietà occitane, il resto favelano di, però le ha sempre favelate. Il resto favelano di passa 6 milioni di persone, là che si è sempre rivelato catalano e in realtà di secoli è già presente il castigliano a livello scritto, un po' come il Friuli, l'italiano a livello scritto. E di manco il tempo, soprattutto all'ultimo secolo, si è sladiato un errore anche il castigliano favelato. Quindi la storia scritta dal catalano non è tan lunga. No, il catalano era presente anche prima, anzi, è una delle lingue d'Europa, delle lingue volgari, che ha la storia più lunga. Già Teete di Mietz veniva adoperata anche per scrivere di filosofia e di religione, per esempio di Ramon Llull, per la quale un gran filosofo, peraltro di zone di lingue catalane, ma che sono le isole Baleari. È una domanda che mi è venuta come, esiste, ad esempio, vi ho scritto, un scritto per catalano e un per furlan, E a lei è abbastanza facile di capire, no? Per un sì, furlan. sì, sì. Sono due lingue che hanno qualche caratteristica in comune e peraltro c'è che non li usa il furlan al posto dell'italiano, no? Perché ha un trattamento dell'unghezza dei speraulis che è come il furlan, no? È una lingua che è scurta gli speraulis, proprio come il furlan, rispetto all'italiano, rispetto al latino, no? Soprattutto. E invece, perché togli gli vocali dentro dei speraulis, per esempio, ho vinto l'italiano al met porto e non altro in quarto. Allora dentro che il comportamento lì assomiglia di più a spagnolo che dice Puerto, no? Allora, insomma, alla fine col furlan si va per tutto il mondo. Però i numeri sono differenti, no? Mm. Dice che è la Catalogna, dice che è il Friuli. Sì, anche perché proprio la dimensione sia di demografiche e anche economiche e fa in maniera che tanti svolti su una dice vorrei sentirsi come la Catalogna, così colà, e dopo si dice sì, ma i numeri non sono una roba di noi, sono una roba importante, no? E allora favelà di una politica per 1 milione di persone di Friuli, si riving, e favelà invece di una politica per 6, 7, 8 milioni di persone, è tutto un altro discorso. Sì, mi fa vedere di numeri, appunto perché sono differenti, i catalani più forza dentro lo Stato spagnolo che no, i furlani, Eh no? sì, è questione di numeri demografici e anche economics. La loro economia è fondamentale per Spagna. I due territori più in davanti dal punto di vista economico di Spagna sono due che magari quasi quasi a volere essere indipendenze, sono il Paese Basque e la Catalogna. No? In realtà per il Paese Basque l'indipendenza è un discorso a serio. Mm.
In Catalogna al poderes diventalu, ma fin come si è doprat il termine indipendenza domandando 100 per vedere. In pratica si dice o volevi indipendenza, ma c'è che volevi in parte da buona che poi autonomia. Quindi che è succeduto l'11 di settembre, no? Sì, Una manifestazione che ha avuto ha avuto tanto successo tanto questa successo. manifestazione, però dentro erano persone che sostenevano una possibile disindipendenza, ma erano persone che dicevano sì, indipendenza di Catalogna come Stato federale dentro di Spagna. Allora, già è un'indipendenza non condizionata e una buona parte erano così. Altri erano che volevano l'indipendenza per la fur di una Spagna che come ha problemi, ma che non vedono che la Catalogna ha gli stessi problemi, per la quale sono indipendentisti che sono stati così tutta la vita, ma che in realtà non arrivano sono attorno al 20%, insomma, come numero, e dunque non si arriva a avere un risultato politico vero. E dopo sono che invece sono stus di tutto e dicono, boh, vonde molin la Spagna perché le stati dove problemi. Che chi ha scoperto che la Catalogna di Bessole e vari problemi. Che non chiave però il valore al fatto che quando che sono problemi generali si vota in te Catalogna un possibile futuro per la quale l'identità e il sentimento nazionale dei catalani all'è, se no non disaressin volin la Catalogna indipendente, volin l'annessione alla Francia, robe che a nessun catalano gli passa per chiaro. Ma sulla Ciarda, cioè a livello di Sì. LES, io hai letto sul blog di William Cisilino, che è il direttore dell'Arlef, che la Catalogna è più autonoma dentro lo Stato spagnolo, dice che, cioè, scusa, il contrario, che il Friuli Venezia Giulia ha la più autonomia dentro lo Stato italiano che non la Catalogna, lo Stato spagnolo. A livello di formalità legale Sì. è così, per qualche aspetto, dome per qualche aspetto. A livello di realtà pratiche, al contrario, la Catalogna è un'evore più autonoma, un'evore più forte, un'evore più di iniziative e un'evore di più controllo di ciò che succede per da buon dal suo territorio. Non dome, ma ha addirittura una proiezione dal forest. A Tor, Palmont, è un'attività diplomatica di Catalogna, che come viene criticata anche di Spagna, perché dici che a butti via i base, anche sono già gli ambasciati spagnoli che funzionano per tutta Spagna. Dopo si vede che invece la politica è anche internazionale di un territorio e fa bene a quel territorio e fa bene tutta la Stato, perché i base che arrivano in Catalogna in grazie de so propagande tal foreste, infatti di turismo, di economia, di collaborazione, se così, è una roba che fa arrivare bene a Catalogna, ma in queste maniere a tutta la Spagna. In Friuli non vi una proiezione internazionale paragonabile a che le Catalogna e così non vi anche un controllo vero di ciò che succede sulla nostra società paragonabile a ciò che succede là. Ma come dici, i numeri sono importanti. La Catalogna ha una forza di pressione Più forte di qualche Stato tipo indipendente. la Slovenia. Esatto. Eh. Poi, bon, cambiando argomento, passando, vedo che sin il primo anno che diciamo, a partire i corsi, le lezioni di Furlanta a scuola dall'obbligo, no? Si muove la situazione da scuola in Catalogna rispetto a che dal Friuli, anzi. Anche chi io sul che fa prima ti metti le critiche, tal senso che di un punto di vista legale, anche lì c'è che tu hai detto tu alle vere, te pratiche che stanno qui non cambia quasi nulla rispetto a ciò che si è fatto in passato. L'attività di Furlante Scuoli è per lui sperimentale, non controllata, senza un programma specifico. Io il cambio non lo vedo, il cambio sarà quando non dome la legge dirà che sta in città che il l'ora curricolare di Furlan, ma sarà quando si mette in base per far funzionare la legge e quando si mette le risorse, si programma la serietà. Prima si lascia tutta la buona volontà da insegnanti che però sono lasciati lì da soli. Allora, si può anche essi
contents e grati insegnanti che fanno un lavoro quasi eroico senza nessun sostegno, però questa non è la scuola per Furlan. In Catalogna è un comportamento che è contrario, loro vengono fuori dal fascismo che proibiva il catalano in qualsiasi uso pubblico, sono passati in maniera graduale a avere una scuola in maniera planificata che si chiama immersione linguistica. Questo vuol dire che anche se non sa il catalano, si chiate a man dentro di una presenza catalana che è completa in tutte le scuole, a lezione, in tai documenti normali di scuole, in te comunicazione con la segreteria, in te comunicazione dei direttori, in pratica anche in tai cartelloni che sono a troppe scuole, alla quale non è il catalano come te lezioni di catalano, allora il catalano in tutte le materie, llevate naturalmente le storie di spagnolo, e questa l'ha fatta in maniera che la lingua catalana è sedi una di case che come numero di persone che lo sanno e che lo favelin o che lo può favelare in maniera potenziale è una di che sono cresciuti di più negli ultimi anni. Ma mettendo una famiglia che, che non si favela il catalano, che si trasferisce in Catalogna Sì. di Madrid, mettendo. Sì. Col figlio in età scolare, no? Sì. Se succede. Lui rientra dentro in una società dove il catalano è una lingua fondamentale per vivere, per avere amici, per lavorare, è naturale che la scuola lo mette in condizioni di impararlo. Cioè, vino di avere un frutto che è figlio di int di fur e che chi la dice isolato, o vino di avere un frutto che in ogni caso al saprà spagnolo, ma al saprà anche il catalano e dunque arriverà a avere un contatto e una vita sociale con lui. No? Per altri, un dato interessante, in Catalogna, in te più par de scuole, la situazione scolastica è un po' più complessa dei nostri, nel senso che noi altri sono in pratica dome la scuola pubblica. La scuola privata è una roba marginale proprio. Là loro hanno avonde scuole pubbliche, ma anche scuole parificate e scuole private, per la quale hanno 3 gestioni di scuole e tutti con una valore di importanza. Però, in ogni caso, disin che te più par de scuole ha questo modello di immersione linguistica che ti dite, per la quale il catalano è perdut, di avat che spocci storie di inglese che si fa in più manco come ca, e 3 ore di spagnolo. I risultati quali sono? Che la gente viene fuori di scuole che sa bene il catalano e che sa il spagnolo compagno di qualsiasi altri cittadini di Spagna. Perché il spagnolo, come l'italiano e il friuli, ha in una posizione di dominanza che fa in maniera che una persona, anche se non lo studia a scuola, lui impara di stesso. È una roba particolare questa, perché tante gente... Come le scuole slovene in Friuli. Di fatto. Tante gente è a porre che mettint il furlan a scuola l'italiano a sparires, nessuno non lo saprà più favelare, e invece tu vedi appunto 12 studenti di scuole sloveni che a favelin ben non per sloven, ben non per italiano e magari a favelin anche per furlan. Cioè, e studiano anche l'inglese. Ecco, e studiano anche l'inglese, lo impari migliore e così. Allora, se scuole vino in Friuli, se non si prepari a essi, sono scuole che ha una fonde educative che chiale a quali saranno le competenze che non scoventino, o sono scuole che ha una fonde politiche e ideologiche. Allora, se no altri mettint in te scuole di tutto il Friuli, ma in particolare delle province di Guizze, dove che appunto, tu mi dicevi prima, il comune più lontano di una zona dove che si fa le Slovenia è a 10 km, si arriva in biciclette, anche a Pitulint. No? E tutti si lamentano di non sapere sloveno. Ecco, allora, una scuola che non insegna sloveno a scuole è una scuola che non coventa il territorio e che se insegna dome italiano in pratica lo fa per una ragione ideologica, perché sapere il sloveno in una provincia di Gorizia, ma pagno conto in tutto il Friuli, anche in provincia di Pordenone, perché la Slovenia ormai ha manco di 1 ora di viaggio per qualsiasi furlan, e è un territorio interessante da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico, da un punto di vista anche familiare, perché troppe famiglie di qua non sono messe dadi. No? Allora, come dire, rifudarsi di preparare un furlan e un gorizzano in particolare un furlan orientale in particolare, al contatto con la Slovenia, è un fattore ideologico che ti impone un svantaggio per la popolazione, per la quale la fonde non è che di dare un servizio e di dare al cittadino che conventerà te vite,
e di formarlo al contatto con gli altri, ma è di impedire il contatto perché di che bande sono gli slavo-comunisti dal 2012. Questa è la realtà. Ma in Catalogna no, non esistono catalans che dicono le più importanti, non sai, metti bes per un sistema di scovassi, non sai, le più importanti magari che no, il catalan, perché caso me sempre che sei di quel che è più importante di fare la cultura del territorio, no? Le sempre, Sì. essendo le che le appunto Vabbè. l'inglese o qualche altro. Allora, dici che di catalans non è quasi nessuno. Allora, qualche famè che viene fuori, come che tu mi hai dato tu l'esempio, e che dici, no, ma pazzegno qui hai al di imparare il catalano, ma sono una minoranza. Perché che al momento che si trasferisce in Catalogna, assaggiare che il sistema è quel. Se pla salva, se no no. Ma tanti avanti, perché in ogni caso, anche un spagnolo normale, non ideologizzato, al capisco che è una roba normale. Se io voglio in Slovenia a lavorare, non mi domanderanno di parlare sloveno. Se io voglio in Carinzia, no? Io di parlare tedesco. Se io voglio in una zona del mondo là che si fa in dos linguis, no? O puoi anche fare come une, ma o sarai in una condizione pies di cui che li sfavela tutti e due. Un al puoi anche vivi dome per spagnolo in Catalogna, no? Però avrà manco la possibilità di crescita sociale e un paese fis c'è che al vul che vedi in una vita migliore c'è che l'ha avuto lui. Allora se al viot che venga lì ti scovente per avere più strade sviate questa società, imparile. Allora, gli stessi robis che tante gente dis, magari senza rifletti masse, che al covente l'inglese, quando anche un al viot la società d'ogni che ti covente alc, tu l'impari. Allora, l'inglese, disin, sì, al covente, ma è tanto una questione di mode, di bombardamento pubblicitario, perché per altri in Italia non si fa nulla e neanche per imparare l'inglese, perché il sistema didattico dell'inglese è sbagliato in Italia, ma anche in Spagna. Ma imparare il furlan in Friul un po' da dire, non conventa, è un fatto culturale o folcloristico, nel senso, non ti lo domandi di nessuna banda per se ti vuoi di lavoro o qualche da genere. Allora, non venendo mandato in maniera legale, nel senso che uno per lavorare in comune noi domandi di fare per furlan, no? A basta che sia italiano. Ma questo è un fattore legale e istituzionale, la realtà sociale è un'altra, nel senso che finché tu hai in Friuli, come che di voi, più di metà della popolazione, e fai un evore di spesso sono ridotto per furlan, e un altro 20-30% lo fai a vonde di spesso, e tu hai che più del 95% della popolazione e capisci il furlan, al vuol dire che queste lingue è vive, è presente e è importante per la società, per la quale è un'opportunità, è una roba che ti covente per capire il tuo mondo, per capire la tua società, se non tu le impari e al ven fa di tutto perché non tu le impari, ti impediscono di capire il tuo mondo, di capire la tua società, ti chiavi in identità e in quel momento tu diventi un pipinot, te smanks, di cui che puoi smetterti di parlare qualsiasi roba. Ma favelante pi tal pratic, non sai, ta ore di scuola. Mm. Quali sono le differenze? Perché qua dicono, per inserire il furlan vorrei indiceva un'ora di matematica, un'ora di fisica, un'ora di... Allora, questo qui è uno degli argomenti che vengono presi, e è un argomento falso, nel senso che se non altri dovessero di insegnare il furlan, c'è molto che si prova a insegnare l'inglese con 2 o 3 ore per settimana, è vero, o vorresti di chiavare ore a qualche altra materia. E dopo o vorresti il stesso risultato delle ore di inglese che si insegna come nessuno che viene fuori dalle scuole italiane non è buono di fare per inglese. Mm? Allora, c'è che sia di fa come didattica des linguis riconosciute a romani di tutto il mondo, non è insegnare il furlan, è insegnare par furlan, ma la quale invece di doprare tanti soris, giuntaoris così, per insegnare il furlan e si fa l'alfabeto, e si fa la letteratura, e si fa la grammatica, e così, no, questo non covente o al covente in misure minime, metti 1 ore per furlan, se molto che la mettude a livello legale che stanno, anche fasi magari li scopi bene, non comparte una grande fadia, e che ore lì magari tu le dopri in parte per netà, per pulire al vuol dire proprio limà
no? I elementi che interessi dal punto di vista linguistico, che tu fai un po' di letteratura, ma da là che il frutta l'impara par da buon il furlan, a lei quando si insegna la matematica par furlan, si insegna scienze par furlan, si insegna storie par furlan. La stessa storia che studiavi per italiano. Allora si tratta di chiavare oris, da là che l'italiano non è materie, ma da là che è la lingua veicolare, la lingua dovrà per passare le conoscenze, e mettili per furlan. E se si vuole un po', anche per inglese, ma io dico che in Friuli l'inglese al dopo. C'è che al prima in Friuli sono il furlan, il sloven e il tedesco, che sono le lingue delle nostre comunità, e in particolare anche delle storie e delle comunità del Friuli Guizzan, no? E sono le lingue dei nostri vicini e delle nostre società stesse. Allora, una volta che uno sa il furlan, il sloven, il tedesco e l'italiano, per imparare l'inglese a sta 5 minuti. Se invece tu non sai dove è l'italiano, per davvero non va di nessuna banda dal mondo. Non dove non va di nessuna banda dal mondo, ma non rivela di nessuna banda, neanche Friuli, perché anche se una persona del genere diventa un dirigente, un politico, così, non vi la sottiare c'è molto che è. Lei è un alienato che è lì e che nos dà soluzioni che non sono per il nostro paese, non sono per il nostro paese, non sono per le nostre terre. Però per doprare il furlan in questa maniera conventi anzi i materiali e tutto il Sicuro. resto. E la critica che viene fatta spesso è che questo appunto è un interesse economico, no? Sicuro, ma vi non interessa economico a formare posti di lavoro o a disfaio? Allora, vi non interessa che sia di più che lavora? Il furlan è un elemento fondamentale per la nostra società, dove che è ben che sia di un posto di lavoro. Allora, un posto di lavoro in più a me mi fa scomodo, se è una roba che corrente la società. Allora, se investo volendo, non mi disfa e arriva a una disoccupazione del 30%, boh, lì in davanti così a limitare tutto. Limitare la cultura, limitare la produzione editoriale, limitare la produzione di strumenti. In ogni caso, un sforzo dal genere di insegnare la matematica, la scienza, la storia, qualsiasi materie per Furlan, al sarebbe anche un evore mancul chiar, mancul costoso, che no formare due insegnanti di lingue furlane, perché di insegnanti furlans che sanno un po' il furlan, non tanto magari di insegnare il furlan, ma di insegnare la loro materia per furlan sì, io vin già. Allora, si fa magari un corso perché si un po' più sicuro sulla scrittura, ordini in mano il materiale per poter insegnare e sono già pronti. E è quel che hanno fatto in Catalogna. E a parte Friuli e Catalogna, qualche altro esempio di un posto che si può sapere, esempio, si può imparare Sicuro. Beh, dal la mondo? Catalogna ho veduto che intanto sono tanti milioni e dopo che hanno un modello scolastico che al chiappe dentro due lingue locali, Però sono due lingue grandi. due lingue grandi e una lingua in più che in casa l'inglese, no? Sì. No, è un posto che magari è una lingua Più piccola piccole. Sì. numericamente come... Per esempio, può invio del caso da Lussemburgo. Il Lussemburgo è uno dei stati più isiosi d'Europa. Una grande parte dei funzionari che dirigono l'economia europea vengono da Lussemburgo, a livello di banchi, anche, dopo questo non so se è un bene o un male, no? Però in ogni caso hanno un impianto direttivo in Europa e a Fevelin una lingua piccola, che è il lussemburghese, che è una varietà tedesca con influenza dal francese e che in ogni caso è a vonde differente dal tedesco standard. Il sistema di insegnamento lussemburghese ha tre lingue. Allora, è il lussemburghese che è la lingua locale e che nessuno si somiglia di mettere in discussione e nessuno si somiglia in Lussemburgo di fare a Sofì per tedesco invece che per lussemburghese. Però te scuole ho vinto il lussemburghese, il tedesco e il francese, anche perché che per studiare all'università la più parte dai lussemburghesi andano di là o in Francia o in Germania. Perché non sono università No, in Dio, poi Lussemburgo. di là anche magari di altri bandi del mondo, No, no, dici in così, però Lussemburgo in non sono. Lussemburgo, se cosa io, non sono università. E in ogni caso, anche per lavoro che viene avanti, il tedesco e il francese sono lavori importanti. Gli robis li sono fatti in maniera seria. Allora, al che la scuola è là che il lussemburghese è la lingua predominante come numero di oris, e a planchin a crescere gli soris di francese e gli soris di tedesco. Dividudis, tal senso che magari in principio si fa, non sai, 4 anni di
materie scientifiche e tecniche per tedesco, e invece che letterari umanistici sono fatti per francesi. Dopo, quando si cambia il sistema, magari des elementari, des medis o des medis inferiori che superiori, si ribalte che le tecniche si fanno per francese e che le umanistiche per tedesco. I frus vengono fuori senza nessun trauma, senza nessun problema, che fanno in maniera perfetta tre lingue, il lussemburghese, il tedesco, il francese, e anche se il lussemburghese ha una produzione editoriale, di presenze anche televisive, talcine e pardut, che è per forza di robis di popolazione un evore più debole dal francese e dal tedesco, non è una lingua in pericolo. Per la quale un sistema plurilinguistico che non dome te zone furlanofone si studi il furlan e te zone slovenofone si impari a scuole sloven e in che pochi paesi che sono restati che faveli in varietà tedesche si studia il tedesco, ma in tutto il Friuli si studia furlan, sloven e tedesco anche con una presenza basse dall'italiano, perché tanto è impossibile impararlo, no? No altri avresti un Friuli che duc a capissi in duc qualsiasi lingua che faveli e che poi viaggiare da Sicilia a Hamburg a tutta la Slovenia senza avere nessun problema di comunicazione. Is questa è la società che volin o is la società che favelin dom italiano e non arrivi neanche a via di così? Sì, è lampante il fatto, sempre sul Goristan, però tanti furlans dal Goristan, furlanofons dal Goristan non lo sanno, è che viene fuori da scuole slovenis, in realtà sono tanti più robe di no, di no altri furlanofons, non in campo linguistico, ma vengono informati bene sia la cultura, la storia, la letteratura italiana che anche slovena, quindi una sfida che vorrei di fare come furlans, no? E sarei metti su una scuola privata plurilinguale furlane, ma anche con sloveno e con tedesco, e fa vedi che i frus lì avvengono fuori che poi fa tanti più robi di che altri. Alle clar che come adesso un investimento di base e una coscienza di investitori che sarebbe importante, ma che lì sarebbe la dimostrazione dopo ti venire da Urduc. Un ultimo discorso, sempre stante al Goristan, sulle varietà. La più grande parte, pensi, dei furlanofons non abbiamo ben chiara la differenza fra grafia, coinè e varietà. Quelli quando si legge anche in lingua ufficiale si pensa che sia la lingua di che di Udin, del Friuli centrale, oppure dicono che sta il ver furlan, no, che il nostro non è un ver furlan, e viene denaro. Si motiva la situazione magari anche in altri bandi d'Europa o in Catalogna, o si può essere fare una tasquelis per affrontare questa questione. Allora, tutti gli scopi se appunto si fatti bene o male. Allora, anche la tutela delle lingue furlane e anche la rivendicazione dei diritti giusti di una varietà locale, appunto si fatti bene o male. Alle clar che se no altri si in Friuli o fasin come che in pratica hanno fatto in Italia, no? Ma come che hanno fatto tanti altri sbagli, non è che dove l'Italia ha fatto male. È stato un modello che magari così no per 2 secoli è stato normale, adesso a normalità, no? E ho capito e ho imponin una sola varietà di furlan, clamin la coinè, su tutte le varietà e si ha di dismentare le varietà e scrivi e fevelà dome te coinè, alle clar che ho ripetuto in piccoli gli stessi errori che hanno fatto in grandi, ma allora non vi capite noi delle nostre stesse storie, no? E queste robe qui però noi da ora succedi. O se no, non altri si può far capire la int, chiale, scrivi ogni dunte sua varietà, intanto è difficile, perché uno ha di competenze di cercare di per scriverlo in una maniera coerente, chiale che non è facile, no?
tanti che pensano di scrivere le varietà, in realtà dopo vanno a lei o a fare in lei di qualcun altro c'è scritto e avete scritto una parola in una maniera e la stessa parola tre ris dopo in una altre perché scrivi e fevelà sono due robe tan differenti. Allora, se fai capire la int che scrivi e chattà produzioni editoriali scritte in una sola maniera non è una minaccia per nessuno, è un strumento, no? Per poter lei per furlan. Però anche se io scrivo frutte, tu non hai di avere nessun problema a pronunciare che è finale frutta, no? O che se io ho scrivo gurizze, io stesso non hai di avere nessun problema a pronunciare gurissa, gurisse e tu gurissa, no? Perché per altri la coinè non è di Udin, perché a Udin, Udin, non si dice place, che c'è che al somè che si è descritto, ma a Udin città si dice place, perché a Udin si sicche, no? Si fa con S, no? Allora si dice città, plassa e sì, place e viene davanti, no? Allora, fevelà ogni dun personalità al va bene non. Scrivi, soprattutto se si scrive per duce, al diventa più difficile. Al diventa più difficile perché se io ho di pubblicare un libro anche di scuola, mettin, in una versione per ogni varietà furlane, e io sono, non so, io 10.000 copie del libro, e lo scrivo in 150 varietà differenti, al diventa un costo editoriale insostenibile. Se invece ti lo scrivi in una maniera sola, o lasci che in ogni caso uno lavora, scrivi il giornale del suo paese, o per se stesso, o per sua famiglia, o le sue memorie, al poi non scrivi, o poesie, o ciò che lavora, al poi scrivi te sue varietà, no? Però di un punto di vista economico pretendi che tutto sia descritto in tutte le varietà, non è possibile. No? Allora lì è la questione. Veso miglior di lei in un furlan che è un po' unificato, ma che in ogni caso ti lascia favelare come che tu vuoi, no? O sto di voi dome italiano. Allora, se no altri sono rivendichini di una varietà, alla di essi perché volin che varietà furlane lì e lei in devanta vivi. Allora, vi dico come qualche sono i pericoli per varietà furlanis, no? Tu sei di romance, mi pare, sì. No? A romance 50 anni in da ur, se l'accordo, duci frus, a fevelavin par furlan di romance, sì. No? In DDVE forse il 40% dei frus di romance al fevele par furlan di romance. Non so ma mi sembra un nomar generoso. Ecco, no? Allora, i frus di romance che non fevelin par furlan, fevelin par coinè? No. A fevelin? O per italiano o per varietà. Allora, a Fevelin no, che Fevelin per varietà di romance a Fevelin che è di romance. Sì. Che gli altri che non Fevelin più la varietà locale, a Fevelin italiano. Allora, c'è che le ora succede in società, poi, è che la varietà te piart rispetto al italiano. Allora, una varietà di Bessole non arriva a resistere a una pressione linguistica forte come l'italiano. Invece, se no altri, devo prendere un scut di coinè che ti permette di far entrare la lingua te televisione, te scuole, in internet, per radio, in te editorie soprattutto, in te libri. E in ogni caso si capisce le furlan. Queste varietà qui gli permette a qualsiasi furlan che fa per furlan di lei un libro, anche se non le stesse varietà, però te solenghe, e dopo le decline lui te sue varietà, perché per altri una roba a vonde naturale che succede è che quando un al sa più linguis o più varietà, no? E al via magari un film o a lei un libro, qualche volta non si vise neanche di celenghe che lo ha letto, per la quale un te sue memorie e tal sociale, in ogni caso al torna a elaborare le robe te sue varietà, al sares un evore strani che c'è un'imposizione centrale che ci di scancellare le varietà, si passi in maniere massive des varietas feveladis a une coine fevelade. Io che non lo vi né come programma politico come non l'ho praticato nessuno, e neanche come risultato sociale. Dopo, poi, sul scritto, è un altro discorso, però avevano bene anche le varietà per scritto, però alle sempre anche di tenere conto delle robe. Qui che fas il discorso sulle varietà e che avanti nudis, coltivati e davanti, lo fasial
come cal fase Pasolini, calere per portare le varietà locali a livello di lingue e dunque doprarli al livello più alto possibile e doprarli concorrenze, o lo fasi per doprarli sempre a livello dialettale e in realtà sempre di mancul e l'obiettivo in fin dei cons alle donne che è di chiavare forze ai lingue furlane in generale. Io penso che il 90% di che a livello politico a fare un discorso che è a pro des varietas e quindi de coinè, a strumentalizzi la fiet che è naturale in una persona de strada, in una persona normale, per sua maniera di fevelà, ma in realtà c'è che vuole è facilità la imposizione dall'italiano e la morte di tutti gli varietas furlanis. Bene, allora mi pare che vendete un lavoro di Robis, no? Mm. Può essere in, se ferma così, se le, diciamo, anche di zontà, quel che vendete non so, da altre vicinanze che sono magari possibili fra Friuli e Catalogna o anche... Beh, insomma, sono Billy Rose, Billy Fantasma, facendo un avvicinamento sentimentale. No? Va bene, allora ringrazio Sandri Carozzo per essere stato con noi e spero di tornare a vederlo quando lei in Friuli, ma anche magari come esiste in miei, senza in diretta da Catalogna Sicuro. magari. Bene, allora grazie per essere stato con noi e arrivederci. Mandi.